Una notizia semplicemente esplosiva ha appena scosso Napoli in questa serata. E la tifoseria del Napoli è già entrata in stato di massima allerta. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento speciale, direttamente dai retroscena del nostro amato club. Sempre con l'obiettivo di andare oltre i titoli e offrire ciò che conta davvero a chi vive il Napoli con passione totale. Qui ogni informazione viene analizzata con attenzione. Perché quando qualcosa inizia a muoversi nei corridoi interni, raramente è un caso. Prima di andare avanti, rafforza il canale lasciando un like e iscrivendoti. Perché il tema di oggi riguarda decisioni strategiche. Segnali silenziosi e uno scenario che potrebbe influenzare profondamente il futuro del Napoli. Dietro le quinte ci sono movimenti che non sono ancora emersi del tutto. Conversazioni che avvengono lontano dai riflettori e scelte capaci di cambiare direzioni, priorità e aspettative. Ciò che si sta preparando in questo momento non è comune, non è banale e sta generando inquietudine. Curiosità e molta speculazione tra chi segue il club da vicino. Secondo le informazioni che arrivano da Sky Sport, il Napoli è tornato a muoversi in modo concreto sul mercato e un nuovo nome sta guadagnando forza assoluta nelle valutazioni della dirigenza. Si tratta di Alisson Santos, esterno offensivo classe 2002, attualmente sotto contratto con lo Sporting CP. L'interesse non nasce dal nulla né è frutto di improvvisazione. All'interno del club, il giocatore è visto come un profilo giovane, dinamico e con ampi margini di crescita. Esattamente in linea con il percorso che Giovanni Manna sta seguendo da quando ha assunto la responsabilità di ristrutturare settori chiave della rosa. La necessità di rinforzare le corsie esterne è considerata una priorità assoluta. Soprattutto in funzione dello stile intenso, verticale e aggressivo che Antonio Conte pretende dai suoi attaccanti. Alisson emerge come un'opzione strategica non solo per il talento individuale, ma anche per la possibilità di un inserimento immediato nelle idee tattiche dell'allenatore. Le indiscrezioni indicano che il Napoli sta lavorando, in questo momento, sulla formula del prestito. Un'operazione che permetterebbe di osservare il giocatore da vicino, valutarne l'adattamento al calcio italiano e misurarne l'impatto reale in Serie A. Dal lato dello Sporting c'è apertura al dialogo, ma lo scenario dipende ancora da alcune variabili importanti. I recenti arrivi di Faye e Luis Guilherme nel club portoghese potrebbero influenzare direttamente la decisione finale sulla cessione di Alisson. Se lo Sporting dovesse ritenere che ci sia spazio per trattare, il Napoli vuole farsi trovare pronto ad agire rapidamente. La proposta sarebbe già in fase di strutturazione, con cifre e condizioni studiate per ridurre i rischi e, allo stesso tempo, garantire un'alternativa offensiva interessante alla rosa. A Napoli la lettura è chiara, non si tratta semplicemente di aggiungere un altro nome alla rosa, ma di trovare soluzioni funzionali per un Napoli che vuole tornare imprevedibile, aggressivo e costante in fase offensiva. Alisson Santos viene seguito proprio per le sue caratteristiche di velocità, capacità di dribbling e lettura degli spazi, qualità che Conte apprezza molto nei suoi esterni. La dirigenza sa che la stagione richiede opzioni affidabili, soprattutto in vista di possibili cambi tattici e della necessità di mantenere intensità lungo competizioni lunghe e logoranti. Per questo ogni passo viene fatto con cautela, ma anche con senso di urgenza. Perché il mercato non aspetta e le occasioni possono svanire rapidamente. Ora la parola passa a te, tifoso del Napoli. Voglio conoscere la tua opinione sincera. Alisson Santos sarebbe una buona scommessa per rinforzare le fasce offensive? Il prestito ha senso nel momento attuale del club o pensi che il Napoli debba puntare su un nome più esperto e già pronto? Lascia il tuo commento qui sotto, perché il tuo punto di vista è fondamentale per arricchire il dibattito. E se vuoi sostenere ancora di più il canale e aiutare a mantenere questo lavoro indipendente, valuta l'idea di inviare un super thanks. Fa davvero la differenza per continuare a portare analisi approfondite, retroscena caldi e tutte le novità sul nostro Napoli. O ChatGPT pode cometer errors. Con